Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Andiamo al video. Nell'ultimo turno, il Napoli ha superato l'Inter in cima alla classifica, portandosi in vantaggio di 3 punti. Ora il destino è tutto nelle mani della squadra di Antonio Conte. Basterebbero 3 vittorie e un pareggio per realizzare matematicamente il sogno tricolore. Gli azzurri, però, hanno ancora degli ostacoli da superare, a partire dal Lecce di Marco Giampaolo che, sabato alle 18 al Via del Mare, darà filo da torcere ai gialloblu, che devono consolidare il loro posto in Serie A. Ultime notizie dal Napoli. Antonio Conte perde Buongiorno nuovamente a causa di un infortunio e sta valutando come sostituirlo. Possibile cambio al 4-4-2 con Meret in porta, Di Lorenzo e Spinazzola terzini, mentre Olivera si candida al centro insieme a Ramani. A centrocampo, da monitorare le condizioni di Anguissa, Gilmour è in stato di allerta, al suo fianco Lobotka, con MC Tominay e Politano sulle fasce. In attacco, spazio alla coppia Lukaku-Raspadori. Le ultime notizie su Lecce. Marco Giampaolo ritrova Krstovic, rientrato dalla squalifica e orientato al classico 4-2-3-1. Falcone tra i pali, Gilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo in difesa. Koulibaly è sicuro del suo posto nella cabina di regia, mentre Ramadani e Pierré si contendono l'altra maglia. Il centrocampo offensivo è formato da Pierotti a destra, Helgason al centro, in pole position su Caba, e a sinistra è voto Carson Tete Morente, con lo svedese leggermente più avanti. Krstovic torna come centravanti. Napoli, 4-4-2 Meret, Di Lorenzo, Ramani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, Lobotka, MC Tominay, Lukaku, Skreppers. Allenatore, Antonio Conte. Schede, Raspadori Marin 55-45%, Anguissa Gilmour 60-40%. Avvertenze, Olivera. Indisponibili, Contini, Juan Jesus, David Neres. Lecce, 4-2-3-1 Falcone, Gilbert, Gaspare, Baschirotto, Gallo, Koulibaly, Ramadani, Pierotti, Helgason, Carlson, Krstovic. Allenatore, Marco Giampaolo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È una buona squadra per il Napoli o no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!